Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Sindaco, novità per quanto riguarda Zoppola in questa seconda parte della prima parte dell'anno? Beh, diciamo che abbiamo avuto un importante contributo di 550.000 euro per la progettazione del nuovo plesso scolastico. Questo ci permette di tradurre in realtà un piccolo sogno che avevamo nel cassetto e diciamo anche uno degli obiettivi che ci eravamo posti con il nuovo mandato elettorale. E quindi dopo diciamo l'avvio dei lavori per la scuola, la realizzazione, quindi la ristrutturazione e la realizzazione del nuovo plesso della scuola primaria di Castions, adesso diciamo partirà appunto la gara d'appalto per affidare la progettazione del nuovo plesso che dovrebbe nascere qui a Zoppola, dato dalla diciamo l'unione del plesso della scuola primaria con quello della scuola secondaria. Quindi questa insomma è una bella notizia che credo che faccia ben sperare anche poi per il completamento di quella che la consideriamo un po' la cittadella dell'educazione, dove attualmente ci sono anche già altri servizi, quindi andremo veramente a completare tutta la location. Oltre a questo, proprio nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo proposto a tutti i gruppi consigliari presenti di avviare un percorso per la realizzazione di un piano di sviluppo sostenibile per la comunità, proprio perché ovviamente a conclusione di questo periodo molto complesso, proprio per diciamo, dare strumenti per progettare, per programmare la Zoppola del futuro, perché ovviamente non potremo utilizzare più gli strumenti che abbiamo utilizzato finora, ma sicuramente dovremo rivedere anche i nostri obiettivi utilizzando, perché no, anche degli strumenti inediti. In questi giorni ANCI Friuli Venezia Giulia ha coinvolto anche gli amministratori e avvierà proprio un percorso di formazione proprio per darci anche questi strumenti, e quindi ci sembra giusto condividerlo con tutti i gruppi consigliari che siedono in Consiglio Comunale, proprio perché è un po' come dopo un terremoto, dobbiamo unire le forze e cercare il più possibile di lavorare insieme. È ovvio, ci saranno sempre i punti di vista legittimi, i punti di vista diversi, ma è proprio dal cercare delle soluzioni più possibile comuni e sicuramente si troveranno le soluzioni migliori. Certo. Senta, per quanto riguarda chiaramente il Covid, come sta procedendo qui a Zoppola? Ma qui in realtà diciamo, abbiamo una situazione abbastanza che ci fa ben sperare, nel senso che da diverse settimane siamo fermi sui 20 casi. E quindi spero che anche diciamo, vengano riviste le chiusure su base, anziché su base regionale ma su base territoriale, perché effettivamente questi dati fanno ben sperare, oltre diciamo, all'ampliamento della platea delle vaccinazioni. Ecco, quindi speriamo che insomma, il trend continui, ma che ci sia anche una riflessione seria affinché si possano riaprire le attività che in questo momento sono chiuse e ovviamente far ritornare il prima possibile anche i ragazzi della secondaria a scuola. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.